COC aperti e operativi e in via precauzionale in diversi comuni della provincia. ANAS e Veneto Strade all'opera sul fronte dello sgombero delle strade con il piano neve passato al grado di allertamento giallo che prevede il filtraggio mezzi sulle principali strade e lo stop per i mezzi che non hanno dotazioni invernali. Tutto sommato è passata senza scossoni la prima giornata di allerta meteo per la perturbazione che ha investito anche la provincia di Belluno, ma che sta causando criticità soprattutto nella fascia delle Prealpi e della Pedemontana veneta. Nelle prossime ore, appunto, con l'aumento di quota dello zero termico si trasformerà tutto in pioggia e quindi sarà un ulteriore incremento di portata nei fiumi. Nella sala operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Belluno i monitor rimbalzano immagini rassicuranti, nessuna emergenza concreta per il momento, anche se il picco del maltempo è atteso nelle prossime ore fino a tutta la giornata di mercoledì, prima di una tregua all'insegna della variabilità prevista per giovedì. La situazione è perciò in evoluzione. La neve è caduta in grande quantità in montagna è insidiosa perché a causa delle alte temperature saranno possibili distacchi spontanei nei versanti più ripidi, chiusi per pericolo valanghe il Passo Giao e il Passo Rolle. La situazione in questo momento è abbastanza critica. Abbiamo un grado 4, quindi forte di pericolo valanghe. Sconsigliamo vivamente di frequentare l'ambiente alpino, specialmente nelle gite di sci alpinismo. Aspettiamo qualche giorno che il meteo e la natura faccia il suo corso e quindi in modo naturale vada ad assestare la neve nelle prossime giornate.